ricerca del pescatore 57enne uscito di notte e mai tornato. L'allarme lanciato dai familiari non vedendolo rincasare, il suo barchino ritrovato a Punta Sabbioni. Non si smorza la polemica del Teatro La Fenice contro la nomina direttore di Beatrice Venezia. Annunciata da coro e orchestra, una protesta con spille da indossare al concerto di Capodanno. Saranno consegnate anche al pubblico che le vorrà indossare. Alberto Stefani, presente al suo programma in Consiglio regionale, annuncia misure contro la solitudine degli anziani e il disagio giovanile sui caregiver. Il neopresidente è pronto a sostenere una proposta di legge della minoranza. Omicidio di Roberto Basso, tabaccaio 64enne di Jesolo, ucciso con un fendente alla testa. All'interrogatorio davanti al PM, il killer di 36 anni confessa: colpito con un cacciavite per difendermi, non credevo di averlo ucciso. Fuochi d'artificio, giocattoli, decorazioni natalizie, 80.000 prodotti sequestrati dai carabinieri di Venezia al magazzino cinese di Marghera All Store, aperto appena 4 mesi fa. Multa di oltre 15.000 euro per i proprietari dell'emporio. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Iniziamo con la cronaca, con le ricerche in corso ormai dalle prime ore di questa mattina del pescatore 57enne residente a Cavallino che non è più tornato a casa dopo un'uscita di pesca notturna in barca. La Capitaneria di Porto ha disposto che le ricerche non siano interrotte e proseguiranno perciò per tutta questa notte, nella speranza di ritrovare l'uomo di 57 anni residente a Cavallino Tre Porti, ancora disperso, che non ha fatto più ritorno a casa dopo essere uscito al largo per una battuta di pesca notturna a bordo della sua barca. A dare l'allarme è stato il figlio, non appena si è reso conto che il padre non era più rientrato a casa. Un pescatore esperto. Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici in tutto il litorale, ma anche fondamentali per le ricerche. La Capitaneria di Porto, dal canto suo, ha messo in campo un imponente sistema di sicurezza con uomini e mezzi, sia di terra che di acqua, nella speranza di ritrovare l'uomo ancora vivo, ma fino ad ora le ricerche non hanno avuto alcun esito. Nelle prossime ore interverranno anche i sub e i sommozzatori della Guardia Costiera. È stato invece ritrovato il barchino dell'uomo, letteralmente rovesciato, ma senza alcun occupante a bordo, nella zona di Punta Sabbioni, poco lontano dalle barriere del Mose. Insieme alla Capitaneria di Porto sono mobilitati anche i vigili del fuoco. Anche la fitta nebbia ha reso più complicate e lunghe le ricerche, soprattutto nella mattinata, ma si continua a cercare senza alcuna interruzione. La protesta dei dipendenti del Teatro La Fenice proseguirà anche durante il concerto di Capodanno. La sospensione dei benefit ai lavoratori decisa dalla direzione del teatro, dicono, non ha fatto altro che rafforzare l'unità della protesta. Sarà una protesta sobria, discreta, quella che unirà i lavoratori della Fenice e gli spettatori che vorranno aderirvi durante il tradizionale concerto di Capodanno. I dipendenti del teatro indosseranno tutti una spilla che sarà distribuita all'ingresso anche al pubblico per manifestare un dissenso che in questi mesi non è mai venuto meno. Questa spilletta è una chiave di violino che culmina con un cuore che vuol far intendere appunto l'amore per la musica, il trasporto che abbiamo avuto anche dalle istituzioni culturali e musicali, e culmina con un cuore perché è l'amore che noi abbiamo nei confronti della musica e l'amore che abbiamo ricevuto anche dal pubblico in questi ormai quasi 3 mesi di azioni. Al centro c'è sempre la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale del teatro, giudicata artisticamente inadeguata e calata dall'alto più per motivi politici che professionali. Il prestigio della Fenice ha fatto sì che la protesta dei suoi musicisti diventasse un caso internazionale. Bisognerebbe che il sindaco e il sovrintendente facessero un passo avanti, cominciassero a ragionare di trovare una via d'uscita, una proposta, perché il muro contro muro non serve a nessuno. Ecco, siccome questi lavoratori, questi artisti non si fermeranno, è bene che chi ha un po' di responsabilità in questa vicenda e di colpe anche, come il sindaco e il sovrintendente,
chiamino a un tavolo e si cerchi assieme una soluzione. Intanto la direzione del teatro ha sospeso ai suoi 400 dipendenti l'erogazione della prima tranche del cosiddetto welfare. Generalmente gli stipendi non sono altissimi e questa integrazione salariale di 700 euro serviva a coprire parzialmente le spese vive in una città carissima come Venezia. Già c'era grande compattezza tra i lavoratori, questa cosa l'abbiamo vissuta effettivamente come una ritorsione, per cui non ha fatto altro che unire i lavoratori. C'è da dire, se posso, che il welfare non era stato toccato neanche l'anno scorso, dopo aver fatto 3 scioperi che incidevano molto di più sul bilancio del teatro rispetto a quello di quest'anno, che è stato uno solo. I lavoratori della Fenice si fanno forza con la solidarietà arrivata in questi mesi dal pubblico, da molti cittadini e da diversi tra i più importanti teatri lirici e sinfonici italiani. Noi siamo convinti della importanza di questa nostra protesta e ce lo dimostra la solidarietà che abbiamo ricevuto anche da tutti gli altri teatri italiani, da tutte le importanti istituzioni musicali. Misure contro la solitudine degli anziani e il disagio giovanile sono state annunciate dal presidente del Veneto Stefani, che oggi in Consiglio regionale ha presentato il suo programma. Sui caregiver il neogovernatore è pronto a sostenere una proposta di legge della minoranza. Sulla sanità però le posizioni già sembrano distanti. Oggi voglio prendere una proposta di legge dell'opposizione, quella sui caregiver, già presentata nella scorsa legislatura. Oggi ho visto che è stata ripresentata. Io chiedo un impegno a questo Consiglio regionale partendo da quel testo base, magari proponendo qualche emendamento migliorativo, qualcosa che si può sicuramente sistemare, qualcosa che si può sicuramente migliorare, di approvarla insieme entro 6 mesi. Parte all'insegna del dialogo l'era Stefani, con il presidente pronto a portare avanti una proposta dell'opposizione su chi quotidianamente assiste familiari e persone non autosufficienti, apertura che viene subito accolta con favore. Mi piace molto il fatto che sia stata accolta questa proposta e che su questa proposta incomincino dei lavori d'aula che cerchino di dare un assetto migliore alla tutela delle nostre persone fragili. Del resto, quella che era stata definita dallo stesso Stefani come la sfida del sociale resta la priorità assoluta della legislatura. Il programma del neogovernatore presentato in aula al Ferrofini è un continuo richiamo alle questioni delle diverse generazioni. Oltre la metà dei nuclei over 85 sono nuclei soli e l'aumento esponenziale crescerà nel corso dei prossimi anni. La solitudine è una sfida che non è più di serie C, diventa una sfida centrale nell'agenda politica della nostra regione. Inverno demografico che richiede nuovi strumenti anche di natura trasversale. Un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze, residenzialità che permettano una rete di supporto anche dal punto di vista sociale. Ma a cambiare repentinamente sono anche i più giovani, eppure qui servono nuovi strumenti di supporto a partire dai centri per l'ascolto. Oltre il 55% dei giovani d'oggi, degli adolescenti di oggi, riconosce tra i propri coetanei un disagio psicologico. Altro tema che ho voluto portare al centro nella campagna elettorale, ma che voglio soprattutto portare al centro dell'agenda politica. Il disagio giovanile è un tema da affrontare con coraggio. Giovani che poi vanno convinti a rimanere in Veneto sviluppando talenti e competenze. L'altro fronte è infatti quello della manodopera che non c'è e ancora l'autonomia che al momento va praticata puntando sulla prossimità degli assessorati. Stefani ricorda la delega per le terre alte. Ascolta l'ex fidante Manildo, pronto dice a un'opposizione di valore e mai pregiudiziale, ma ovviamente non mancano già dei distinguo. Nell'intervento del presidente Stefani non ho sentito fortissimo il richiamo a mantenere la sanità pubblica come stella polare della politica regionale. Mi piacerebbe che questo diventasse sempre più forte. Venezia dimenticata dal programma della nuova giunta regionale. È la denuncia della CGIL che in occasione della seduta del Consiglio ha organizzato un flash mob all'ingresso di Palazzo Ferrofini.
In occasione del Consiglio regionale in cui il presidente Alberto Stefani illustra le linee programmatiche della sua giunta, pacchi dono natalizi si accumulano in Calle Larga 22 marzo di fronte alla strada che porta a Palazzo Ferrofini. Quelli portati dalla CGIL di Venezia però sono pacchi polemicamente vuoti. Sono scatole vuote perché abbiamo sentito molto parlare di anziani, ma mancano le risorse per gli anziani. Le rette nelle case di riposo arrivano anche a 3.000 euro al mese, le famiglie non riescono a portare i loro anziani nelle case di riposo, allora non servono solo parole ma serve riempire queste parole e quindi riempirle attraverso le prime scelte politiche che per noi sono quelle per le risorse per la non autosufficienza, risorse per le case di riposo e soprattutto risorse per cancellare la lista d'attesa. La legge speciale per Venezia, le politiche industriali, lo spopolamento del comune, i salari più bassi tra i capoluoghi del nord-est, l'assenza di politiche abitative. Eppure, nonostante tante questioni, secondo la CGIL, Venezia è assente nelle dichiarazioni programmatiche della giunta regionale. Non c'è traccia di un rilancio industriale del nostro territorio, una strategia per dare un futuro a Porto Marghera, che è il polo più importante del Veneto e può, in un momento come crisi di questa, crisi importante che stiamo vivendo, essere uno strumento di rilancio per tutto il Veneto. Non ci sono risposte sulla legge speciale, è in discussione in Parlamento e non ci sono risorse, mancano le risorse per l'autorità per la laguna. Venezia con questa giunta, rispetto a quello che abbiamo ascoltato, sta diventando purtroppo la Cenerentola del Veneto. Per questo abbiamo chiesto al Presidente un confronto proprio sui temi di Venezia. La CGIL di Venezia ha chiesto un incontro con il Presidente Stefani. Intanto ha ricevuto la solidarietà dei consiglieri di opposizione. Quando Zaia si è insediato nel 2010 c'erano il 7% delle case pubbliche sfitte. Oggi siamo quasi al 20%. Significa che in 20 anni questa regione non ha investito nell'edilizia pubblica e sociale. E in crisi abitativa come quella in cui siamo, dove il nostro reddito è più del 40% che va per la casa, noi abbiamo bisogno di un'istituzione regionale che ha 18 miliardi di bilancio che investe sulla casa. Torniamo alla cronaca. Davanti al PM il killer del tabaccaio Roberto Basso confessa: non credevo di averlo ucciso. Dettagli importanti emergono proprio dall'interrogatorio. Confermato il cacciavite come l'arma del delitto. La difesa ora chiede per il 36enne albanese accusato dell'omicidio il rito abbreviato. È entrato in casa per rubare, era sicuro di non trovare nessuno, conosceva le abitudini di Roberto Basso, tabaccaio 64enne ucciso con un fendente risultato fatale. Emergono diversi dettagli dall'interrogatorio. Leonard Seu, 36enne di origini albanesi, in carcere a Venezia a Santa Maria Maggiore perché è ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio del tabaccaio iesolano. Il signor Seu appunto ha confessato la propria responsabilità in ordine all'omicidio del signor Basso, spiegando un po' la dinamica di quello che era successo. Un colpo alla testa sferrato con un cacciavite gettato poi in un cassonetto. Così spiega il 36enne al PM Giovanni Zorzi, a 19 mesi dall'omicidio che si è consumato in via Antiche Mura, Jesolo, nella casa dove Roberto Basso viveva da solo. Seu era convinto l'avesse solo stordito, un colpo inferto con forza per sfuggire dal proprietario di casa. Il racconto del 36enne albanese svela alcuni dettagli. Sorpreso a rubare nella casa del 64enne, avrebbe tentato di fuggire dalla finestra, ma è stato proprio il tabaccaio a bloccarlo, afferrandolo per le gambe e a riportarlo in casa. Tra le mani del 36enne un cacciavite, questa l'arma del delitto, gettata solo alcuni giorni dopo nel fondo di un cassonetto. Sulla scena del delitto era stata trovata traccia di un pezzo di plastica compatibile con quella del cacciavite ritrovato. Dalle analisi però il DNA non corrisponderebbe a quello di Seu, ma a uno dei suoi figli. Una volta che riceveremo il decreto di giudizio immediato, procederemo al deposito della richiesta di giudizio abbreviato, verrà poi fissata l'udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare per discutere il giudizio abbreviato, che consentirà chiaramente di avere uno sconto di pena di un terzo. 80.000 prodotti sequestrati, giocattoli non conformi al codice del consumo, il cosiddetto marchio CE, articoli natalizi di ogni genere, non a norma, e circa 550 fuochi d'artificio del tutto illegali. È il risultato del maxi sequestro operato dai carabinieri del gruppo Nattanti di Venezia al grande magazzino cinese All Store, sorto a Marghera appena pochi mesi fa al posto del negozio di articoli sportivi Decathlon. Oltre al sequestro della merce, oltre 15.000 euro di multa. Attualmente ancora aperto, i militari dell'arma fanno sapere che continueranno a vigilare sulla vendita dei prodotti.
In chiusura vi ricordiamo la rubrica Il tuo presepe, ricordiamo di inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale, specificando sempre nome e cognome e il vostro comune di residenza. Il numero al quale inviare il tutto è il 351 1755 340. Ed è davvero tutto, adesso sigla e previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.